I macchinari erano fermi al momento del blitz, ma all'interno l'attività di produzione di sigarette di contrabbando di lì a poche ore sarebbe stata fiorente. È un capannone di via Iulia, zona artigianale di Vigonza, quello sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con il supporto della Guardia di Finanza di Padova. Oltre 1 milione di euro il valore dell'impianto organizzato in grado di produrre ogni giorno 2 milioni di sigarette. Macchinari e attrezzature di ultimissima generazione in grado di realizzare cicli di produzione ad altissima intensità e di generare profitti illeciti su base annua stimati in oltre 120 milioni di euro, con un grave danno per le finanze pubbliche nazionali e dell'Unione Europea. Nei 5.000 metri quadrati della fabbrica i finanzieri hanno trovato sottoposto a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 16 bancali di materiale per il confezionamento dei pacchetti di sigarette. L'individuazione del sito è avvenuta all'esito di un complesso lavoro di indagine che si è avvalso di sofisticati sistemi di monitoraggio, tra cui l'utilizzo di droni. All'atto dell'intervento sono stati rinvenute all'interno della struttura oltre 20 tonnellate di tabacco e di sigarette riportanti i loghi di note marche già pronte per essere immesse sul mercato. Trovati inoltre jammer rilevatori di frequenza utilizzati dagli indagati per ostacolare le attività investigative. 3 denunciati per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi. Si tratta di 3 moldavi che sono stati trovati all'interno del capannone.